Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, buon sabato. Ci sono tante notizie di cronaca da darvi e anche dell'ultima ora. C'è una notizia, due notizie dell'ultima ora che vi raccontiamo subito e che approfondiremo fra poco con i nostri inviati. Allora, alle 11:15 circa c'è stato un ultraleggero che a Trevignano, siamo nella Marca trevigiana, è precipitato, pensate, nel giardino di una abitazione. Era un ultraleggero a motore con 2 persone a bordo ed è precipitato a Trevignano in Vicolo degli Alpini. Il bilancio è di 2 vittime, verosimilmente le persone che erano a bordo di questo ultraleggero. Intervenuti ovviamente i SUEM 118, i carabinieri. Purtroppo le 2 persone erano morte nell'impatto, Vigili del Fuoco, i carabinieri della compagnia di Montebelluna. Sul posto c'è anche il sindaco di Trevignano, Franco Bonesso. Probabilmente, sono le prime informazioni, il velivolo è partito dalla vicina base di Montebelluna e dovrebbe aver avuto un problema tecnico, cadendo in picchiata da decine di metri di altezza, pensate, nel giardino di una abitazione. Quindi avrebbe potuto essere un bilancio ancora peggiore di un bilancio già grave, qual è quello di 2 vittime. Un ultraleggero che è caduto a Trevignano questa mattina, poco più di mezz'ora fa, nel giardino di un'abitazione. Ci sono 2 vittime. I nostri inviati Cristian Arboit e Lucio Zanato stanno raggiungendo il posto, quindi fra poco ci potranno raccontare quanto accaduto. C'è un'altra ultima ora che riguarda invece Mestre e anche qui il nostro Filippo Fois sta raggiungendo il luogo. Lo guardiamo intanto dal sito del Gazzettino. Spari in appartamento, la polizia circonda il condominio con 10 volanti, operazione in corso. In via Perlan 19, quartiere Gazzera, inquilini del palazzo che hanno riferito di aver sentito degli spari. Abbiamo paura, ci hanno detto di non parlare, di non uscire di casa. L'operazione è in corso, una decina di volanti sul posto, anche le forze speciali in strada. Questo accade in questi minuti alla Gazzera a Mestre. Anche qui vi racconteremo tutto fra pochissimo, appena i nostri inviati raggiungeranno le zone diciamo di questi due fatti. Intanto una tragedia avvenuta la scorsa notte ad Arsiero nel Vicentino, trovato il corpo senza vita di un 61enne, Giancarlo Busin, operatore di droni, che secondo la prima ipotesi era entrato in acqua per recuperare proprio il drone con cui stava girando delle immagini. Tragedia sull'Astico. È stato trovato senza vita stanotte nelle acque dell'Astico ad Arsiero dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco il corpo dell'uomo di cui non si avevano più notizie da ieri pomeriggio. La vittima, Giancarlo Busin, operatore di droni, 61enne del posto, si presume si fosse recato in Contrapria nelle gole del torrente per girare delle immagini quando l'apparecchio sarebbe finito in acqua. L'operatore, secondo le prime ricostruzioni, per recuperare il drone si sarebbe parzialmente spogliato entrando in acqua per recuperarlo e potrebbe aver accusato un malore. L'allarme è scattato dopo il ritrovamento sulla riva dell'Astico del comando remoto del drone e degli indumenti dell'uomo. Le ricerche sono iniziate poco prima delle 21 e terminate alle 2:30 con il rientro delle squadre. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Schio, Vicenza e i sommozzatori di Venezia. Il corpo, privo di vita, è stato ritrovato a 8 metri di profondità. Presente sul posto anche personale del soccorso alpino che ha collaborato alle operazioni di ricerca dell'uomo. Le cause del probabile incidente sono al vaglio dei carabinieri. C'è stato un altro incendio nel Padovano stanotte dopo quello di ieri a Saunara. Questo però è un incendio doloso. Fra poco Chiara Gaiani ci racconterà tutto da Vigonza. Intanto il giorno dopo il devastante rogo, la Max Stand di Saunara sono ancora al lavoro i Vigili del Fuoco per spegnere i focolai. Il capannone è posto sotto sequestro e c'è un'inchiesta della Procura per incendio colposo. Un lavoro incessante, senza sosta, dalle 10 di ieri. Sono ancora impegnati i Vigili del Fuoco che per tutta la notte si sono alternati in via Liguria a Saonara per controllare e spegnere anche gli ultimi focolai rimasti. Un incendio devastante con una colonna di fumo nera e acre che per ore ha tenuto con il fiato sospeso tutta l'area artigianale e la zona industriale di Padova. I rilievi dell'ARPAV rassicurano tutte le attività possono riprendere nel pomeriggio di oggi, dopo che la sindaca Michela Lazzaro aveva firmato un'ordinanza con il divieto di stare all'aperto in un raggio di 500 metri da via Liguria. I tecnici hanno confermato nessuna
sostanza inquinante nell'aria. Nel pomeriggio l'ordinanza sarà revocata. Continuano le indagini sulle cause del rogo partito dal tetto del capannone, come spiega Michela Lazzaro. Stavano facendo dei lavori di manutenzione sul tetto, è scoppiato un incendio. Il fuoco è caduto giù nella zona anche tecnica dell'azienda, dove ci sono parti legnose e di carta, perché l'azienda si occupa di allestimenti fieristici. Un'azienda a terra, 10 dipendenti dell'attività che si occupa di allestimenti fieristici e che dentro aveva il materiale pronto da consegnare a Verona la prossima settimana. Le indagini sono affidate ai carabinieri. All'interno per ora nessuno è ancora entrato. Le uniche immagini sono state girate da alcuni droni fatti alzare nell'aria. Per stabilire le cause esatte, la Procura di Padova ha aperto un fascicolo per incendio colposo. Allora risentiamo le voci raccolte ieri da Francesco Ratale, testimonianze di chi per primo è intervenuto per cercare di domare il devastante rogo. Noi con altri colleghi siamo intervenuti a aprire gli idranti della nostra fabbrica e a spegnere l'incendio. Cercare di domarlo, provare a domarlo finché non sono arrivati i vigili del fuoco. Cosa avete sentito? Abbiamo sentito delle esplosioni, abbiamo visto l'incendio e abbiamo provveduto, siamo messi in operatività. Sono stati dipendenti del capannone vicino i primi a portare aiuto per domare l'incendio della ditta Max Stand di Saunara in provincia di Padova. Sono stati sentite anche delle esplosioni. Da una prima ipotesi dentro al capannone c'erano dei veicoli. Abbiamo radunato il gruppo fuori nel punto di ritrovo e poi abbiamo agito con la squadra di primo soccorso con le manichette nostre. Praticamente abbiamo visto questa nube di fumo nero che si alzava e subito abbiamo aperto la porta di sicurezza e ho avvisato subito i miei colleghi di uscire subito, perché ovviamente si sentiva anche parecchio caldo dal capannone che ha preso fuoco. Nessuno fortunatamente è rimasto coinvolto, ma la paura è stata tanta. C'è stato parecchi boati e uno principale all'inizio e dopodiché ovviamente abbiamo preso un po' di paura e siamo scappati fuori perché la paura era molta. Sì, assolutamente. In quanto tempo sono arrivati i vigili del fuoco? Beh, sono arrivati presto, hanno fatto la tempestività, è stata veramente ottima. Una tragedia la scorsa notte, una tragedia della strada accaduta tra Scorzè e Zerobranco. Ha perso la vita un giovane e noto imprenditore di Mogliano. Edi Caliman con Mattia Pizzaia proprio sul luogo della tragedia. Buongiorno Edi. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Siamo esattamente sulla rotonda dove questa notte intorno alle 3:40 è avvenuto il tragico incidente dove ha perso la vita il noto imprenditore trevigiano, più precisamente di Mogliano, un 42enne Michele Malenotti. La famiglia aveva reso celebre il marchio di abbigliamento Belstaff, una ditta che si occupava soprattutto di abbigliamento anche per le moto, e proprio a bordo del suo scooter Michele Malenotti, 42 anni, questa notte ha perso la vita. Con l'aiuto di Mattia Pizzaia, Nicola, ti farei vedere la strada, perché sono ancora evidenti i segni della perdita di controllo dello scooter su cui era a bordo il 42enne, segni ancora visibili, ancora in corso di accertamento l'esatta dinamica della vicenda, ma soprattutto le cause. Secondo le prime ricostruzioni parrebbe un malore, il 42enne è morto sul posto, ci hanno detto i soccorritori del SUEM 118 intervenuti con le ambulanze da Venezia. Come puoi vedere dalle immagini di Mattia, Nicola, lo schianto è stato molto forte, perché abbiamo visto i segni sulla strada. Ancora evidente l'erba che è stata letteralmente schiacciata dal peso della moto, e si ipotizza anche l'alta velocità a una delle cause dell'incidente, perché vedi, con l'aiuto di Mattia ti faccio vedere, Nicola, come la moto a quanto pare non solo si sarebbe fermata sull'isola dove noi ci troviamo, ma avrebbe addirittura attraversato la strada fino ad arrivare al centro della rotonda, dove si vede quel piccolo solco in mezzo all'erba alta.
alta di questa stagione. Il 42enne appunto ha perso la vita sul colpo e noi ci troviamo nella strada regionale 515 via Drizzagno, un incrocio, ci raccontava la sindaca di Scorzè poco fa, che abbiamo raggiunto telefonicamente, che negli anni è stato, prima che questa rotonda fosse costruita, un incrocio molto pericoloso, tanto che in una delle case alle nostre spalle, in una delle case di campagna, una famiglia ha perso un figlio, a quell'epoca ragazzo, si parla di circa 15 anni fa, ha perso la vita proprio in questo incrocio a 2 passi da casa, tanto che il padre si era molto battuto con l'amministrazione ma con la regione stessa di cui è proprietà la strada, per fare in modo che venisse messa in sicurezza la strada, e poi dopo anni è stata costruita questa rotonda. Nicola, per maggiori informazioni ovviamente rimandiamo ai telegiornali di questa sera, e se non hai domande con Mattia Pizzaia da Scorzè io ti restituirei la linea. Grazie Edi Kaliman e anche a Mattia Pizzaia. E a proposito di incidenti, ieri la paura per studenti giovanissimi che si trovavano in gita, studenti da Novara a Stra per visitare Villa Pisani. Guardate cosa è successo. La gita degli studenti provenienti da Romentino in provincia di Novara si è trasformata in pochi secondi in un incubo. Erano quasi le 15 quando un autobus di una scolaresca ha subito un incidente mentre tentava di entrare nel parcheggio di Villa Pisani a Stra. All'interno del bus 35 studenti minorenni e 4 docenti. L'autista, mentre stava facendo manovra per entrare nel parcheggio, ha urtato lateralmente i rami di un albero, causando la rottura di 3 vetri laterali del bus. L'esplosione dei cristalli ha provocato lievi ferite a 14 studenti. I vetri, frantumati in 1000 pezzi, hanno colpito prevalentemente chi era seduto sul lato sinistro del veicolo. Alcuni di loro, una volta usciti dal bus, erano visibilmente scossi, così come l'autista del mezzo, che ha preferito non parlare. Un altro autista, che si trovava in coda per entrare nel piazzale, è testimone di quanto accaduto. Sono esplosi i vetri, sono esplosi. Perché ha sbagliato manovra? Ha preso la curva troppo stretta l'ha presa. La pressione dei rami ha fatto esplodere i vetri. I vetri, esatto. I vetri sono balzati schizzati dall'interno addosso alle persone. Esatto. Erano in mutande, ragazzi in mutande erano. I vetri sono scivolati dietro le magliette, in mezzo ai pantaloni. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente da Mestre, hanno collaborato con il personale del SUEM per assistere gli studenti coinvolti nell'incidente. I 14 ragazzi feriti sono stati trasferiti per controlli medici presso il pronto soccorso di Dolo e Mirano a bordo di un bus dei vigili del fuoco. Per gli autisti dei pullman l'entrata del parcheggio non è adatta per i loro mezzi. Le rame degli alberi sono un ostacolo da rimuovere. Deve essere potate per forza. Stringono, il passaggio viene stretto, anche le buche vengono riportato del materiale sulle buche. Insomma, dobbiamo sistemare l'entrata della villa. Il sindaco di Stra, Caterina Cacciavillani, si è recata sul luogo dell'incidente per monitorare la situazione e offrire supporto alle autorità coinvolte. Certo, adesso con i giardinieri sia della villa e con i lavori pubblici del comune, con i tecnici, insomma, verificheremo. A me sembra un accesso più che adeguato anche per autobus turistici, che peraltro qui arrivano tutti i giorni, però... Casi analoghi non sono mai capitati? No, io non ricordo casi analoghi. Vi ricordo le 2 notizie gravi di cronaca, l'ultima ora proprio di poco fa. La prima a Trevignano, nella Marca trevigiana, un ultraleggero che è caduto poco prima delle 11:30 nel giardino di un'abitazione. Ci sono 2 vittime, le persone che si trovavano a bordo dell'ultraleggero. Fra poco ci collegheremo con i nostri inviati e poi fra pochissimo ci collegheremo anche con chi è a Mestre in questo momento per seguire questa operazione della polizia. 10 volanti che stanno appunto cingendo una zona, soprattutto un edificio dove alcune persone hanno sentito degli spari. Fra poco ci collegheremo a Mestre, intanto andiamo a Vigonza, lo dicevamo prima, ieri l'incendio di Saonara, questa notte invece un incendio doloso a quanto pare nel centro Amazon di Vigonza con 5 furgoni distrutti. Chiara Gaiani.
Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Cristian Roque Allende ci troviamo nella zona artigianale di Vigonza, dove ha sede il centro logistico per tutta l'area di Amazon. Tra l'altro ci sono anche lavori in corsi. Erano circa le 2 di questa notte quando è stato proprio un cittadino a notare un'alta colonna di fumo levarsi da questa zona, lanciare l'allarme ai vigili del fuoco. Secondo le prime notizie, l'incendio sarebbe partito da una sorta di prefabbricato presente all'interno di questo grande parcheggio, dove erano fermi non solo furgoncini direttamente di Amazon, ma anche quelli di una ditta che lavora in conto terzi, fa trasporto in conto terzi, e sarebbero proprio 5 furgoni di questa ditta a essere andati distrutti. Un incendio, però le fiamme hanno interessato anche altri 6 mezzi. Ovviamente le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, che stanno anche cercando di ricostruire quali possono essere le cause. Non c'è ancora contezza, non c'è la conferma ufficiale che si tratti di un incendio doloso. Certo, è una delle ipotesi che viene vagliata. Le indagini sono condotte dai carabinieri sul posto, i carabinieri di Pionca, e poi anche la scientifica per trovare tracce. Ovviamente una mano importante sarà data anche dall'esame delle immagini registrate dalle dalle telecamere di videosorveglianza della zona, di questa zona artigianale, che è davvero ricca, insomma, di aziende e di fabbriche. Ovviamente nel corso della giornata vi daremo altre notizie su questo. Da Vigonza la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende. Vi faccio vedere le prime immagini che possiamo farvi vedere dell'ultraleggero caduto a Trevignano. Ce le sta girando il nostro Christian Arboit. Vediamo se partono. Eccole qua. Vedete, ci sono c'è il recupero. Questo si vede nascosto tra gli alberi l'ultraleggero che è precipitato. Questa immagine, insomma, è emblematica dei primi soccorsi, del recupero più che altro del mezzo di Trevignano. Vedete la coda dell'ultraleggero in verticale, quindi proprio lo schianto dell'ultraleggero in questo parco, in questo giardino di un'abitazione di Trevignano, e proprio il velivolo praticamente schiantatosi a terra. Lo ricordiamo, ci sono due vittime. Andiamo adesso invece all'altro fatto di cronaca di queste ore a Mestre. Dicevamo, segnalazioni di spari all'interno di un condominio. C'è un'operazione in forze della polizia. Il nostro Filippo Fois insieme a Simone Merlo è sul posto. Filippo, che sta succedendo? Sì, un istante, perché ci stanno chiedendo proprio di spostarci in questo momento, Nicola. In realtà noi in questo momento non sappiamo dirvi più di quello che hai appena detto tu. Noi ci troviamo in via Perlana 19, vi possiamo confermare che i residenti con i quali abbiamo parlato hanno sentito degli spari circa 2 ore fa, dopodiché hanno assistito a un arrivo in forze di polizia anche in tenuta d'assalto. C'era addirittura un elicottero che sorvolava la zona. È stato chiesto a tutti di rimanere in casa, però su cosa sia successo esattamente ancora non ve lo sappiamo dire. Stiamo attendendo informazioni che ci hanno garantito ci saranno date a breve. L'unica cosa che possiamo dirvi è che, vista la tranquillità che c'è in questo momento, qualsiasi operazione dovesse essere condotta è stata portata a termine. Ma su quello che è successo all'interno di questo condominio sapremo darvi informazioni più precise, io presumo, spero, anzi tra poco. Mi pare di capire, confermami se è così, da quanto pare alcune chiamate alla polizia hanno innescato questa operazione. Qualcuno che ha detto abbiamo sentito degli spari, è così? Questo certamente. Innanzitutto c'è stata adesso alcune delle auto della polizia, adesso ve ne facciamo vedere, ce ne sono circa 3, ma prima ce n'erano parecchie e sono intervenute quasi in una decina. C'è addirittura, vedete, un mezzo dei vigili del fuoco del 115, c'era un elicottero che stava sorvolando la zona, per cui si doveva trattare veramente di qualche cosa di piuttosto serio. Abbiamo provato a chiedere informazioni anche assieme agli altri colleghi della stampa, ma al momento ancora le forze dell'ordine non parlano. I vicini di casa, come detto, dopo aver sentito gli spari si sono riversati in strada, ma al momento
dell'arrivo della polizia gli è stato detto di ritornare immediatamente in casa, di chiudersi dentro, per cui diciamo che c'è veramente un riserbo assoluto. L'unica cosa che ci viene da dire, e lo ribadisco vedendo anche che i mezzi della polizia si stanno allontanando, è che qualunque cosa sia successa deve essere terminata in questo momento. Comunque siamo proprio in attesa che ci vengano fornite informazioni. Va bene, allora aggiorniamoci con Filippo Fois fra poco. Nel frattempo vi ricordo ultraleggero caduto a Trevignano, 2 morti nel giardino di un'abitazione. Abbiamo fatto vedere, ve le faccio rivedere anche 2 immagini, eccole qua, del recupero del velivolo. Vedete l'impressionante la coda del velivolo schiantato a terra. 2 le vittime in questo momento. Fra poco ci colleghiamo con Christian Arboit. Ancora la cronaca, ieri la sentenza di uno dei delitti più efferati degli ultimi anni nella Marca, l'omicidio Armelin, un anziano massacrato e ucciso di botte in casa. La sentenza di primo grado è l'ergastolo. Dopo la pena dell'ergastolo con isolamento minimo per la durata di mesi 2, oltre al pagamento delle spese processuali di mantenuti di casa. L'ergastolo perché sono state riconosciute 2 aggravanti. Una quella relativa alla finalità di rapina di cui a mio avviso non c'è traccia negli atti, e la seconda le sevizie e le crudeltà. La sentenza della Corte d'Assise di Treviso arriva alle 12:30. Mohamed Boumarouane, l'assassino reo confesso di Adriano Armelin, l'anziano ucciso il 25 marzo del 2022 nella sua casa a Pieve di Soligo, è condannato in primo grado all'ergastolo. Ergastolo con isolamento diurno di 2 mesi. Le attenuanti generiche considerate subvalenti rispetto alle aggravanti contestate, che sono la tentata rapina e la crudeltà con cui l'uomo si è accanito sul corpo del povero pensionato ormai agonizzante a terra. Boumarouane arriva in aula alle 10:30, si trova in carcere a Santa Bona dal giorno del delitto. Lo sguardo fisso a terra, non una parola. Al pronunciamento della sentenza nessuna reazione, una stretta di mano con l'avvocato e ritorno in cella. Te faremo appello, quello senza dubbio, ecco. Qualche speranza ce l'avevo già qui, ma ero abbastanza consapevole che insomma il fatto è stato troppo recepito in un certo modo e si è partiti dalla pena invece che dai fatti. La difesa punterà all'esclusione delle aggravanti, strategia che potrebbe ridurre la pena in appello fino ai 30 anni, che con il rito abbreviato richiesto ancora in fase preliminare potrebbero scendere a 20. Il marocchino, 37enne, ubriaco e sotto l'effetto di droga, era entrato nella casa di Armelin 2 anni fa. Lo aveva legato mani e piedi e colpito lasciandolo agonizzante, per poi tornare in casa un'ora dopo per portare via all'uomo denaro e cibo. Tesi quest'ultima contestata dalla difesa, secondo la quale l'uomo non aveva soccorso l'anziano, ma nemmeno si era accanito contro di lui. Sono cataste di giurisprudenza della Cassazione per cui le sevizie e le crudeltà sono un'altra cosa, cioè sono l'inflizione di sofferenze palesemente eccentriche rispetto alla causazione della morte, il che, se qui si contesta di averlo ucciso a mani nude con più colpi, non si può far ridondare questo anche come sevizie e crudeltà. Boumarouane, poco dopo aver commesso il fatto, aveva inviato alla moglie e alla madre dei messaggi vocali nei quali aveva detto: ho fatto una cosa terribile. Poco dopo la notizia è arrivata a Pieve di Soligo, un paese che non ha mai dimenticato questo tremendo fatto. La reazione è stata il commento: una pena giusta per un delitto orrendo. La casa di Adriano Armelin è sempre rimasta chiusa, ai piedi della porta c'è un cero spento. A Pieve di Soligo, dove l'uomo aveva lavorato come elettrauto per una vita, Adriano era conosciuto e amato. Lui lo aiutava, io lo conoscevo bene, Adriano, lo conoscevo bene. Purtroppo lui era buono di cuore, di tutto, e questo già mi viene la pelle d'oca solo a parlarne. Questo qua è stato proprio troppo cruento. Conoscevo anche Armelin, era un nostro cliente, era uno che veniva sempre, e quindi sono rimasto malissimo quando è successa una cosa del genere, che sia ad esempio anche per altre cose che succederanno in futuro. Si può non fare che roba là. E l'abita vicino a me. Bisogna adottare punizioni così severe in modo tale che spero finiscano queste tragedie. Abitava di fianco a casa mia. È una pena giustissima, sarebbe uguale per qualsiasi etnia, sì, al di là che fosse straniero o meno,
cioè sarebbe una pena giusta per tutti. L'anziano martoriato con 29 colpi. La notizia del brutale omicidio aveva sconvolto la comunità pievigina, che per ricordare Adriano aveva organizzato anche una fiaccolata. La famiglia con i figli Andrea e Marco non si è costituita parte civile. Raggiunti oggi al telefono non hanno nemmeno voluto commentare la condanna inflitta al carnefice del loro papà. Il killer aveva chiesto un incontro con loro, si era appellato alla giustizia riparativa, incontro che non c'è mai stato dopo il rifiuto della famiglia. Una pena giustissima, così il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldano. Ritengo che la pena sia giustissima, perché quello che è stato fatto al nostro concittadino è di una disumanità assoluta. Pieve ama il signor Armelin, l'ha amato e lo ha sentito una parte miliare di questo paese, e ai familiari c'è questa vicinanza e c'è rispetto assoluto del loro silenzio, e a loro va il nostro grande abbraccio. Andiamo adesso a Vicenza, c'è grande tensione per il pomeriggio di oggi con 2 manifestazioni dopo i disordini. Lo ricorderete, avvenuti durante la protesta contro la presenza di Israele in fiera, era successo il 20 gennaio, adesso i centri sociali manifestano nel pomeriggio contro la presenza in città del generale Vannacci, che presenta il suo ultimo libro. Vicenza è una città blindata ancora una volta oggi pomeriggio. Sabato ad alta tensione, Vicenza, città blindata. Il fulcro è il Teatro Astra, dove alle 5 del pomeriggio il generale Roberto Vannacci, dopo il suo primo libro che ha spaccato l'Italia, presenterà la sua seconda sfida letteraria, Il coraggio vince. L'approdo del generale incursore infatti scatena una guerra ideologica e politica, con associazioni e movimenti di sinistra che scenderanno in campo per protestare. Il Bocciodromo, con lo slogan "Fuori Vannacci da Vicenza", ha annunciato un corteo che partirà da Piazza Castello alle 15:30, percorrerà Corso Palladio e approderà in Piazza Matteotti, dove sarà già in corso la manifestazione dell'Associazione Nazionale Partigiani. In totale sono previste circa 500 persone. Ovviamente nella zona ci sarà una massiccia presenza di forze dell'ordine che presidieranno il centro storico. Il corteo dei manifestanti riceverà indicazioni dalle autorità per tenersi a distanza dal Teatro Astra per ragioni di ordine pubblico, e quindi le proteste si fermeranno in Piazza Matteotti. Lo stesso giorno, tra l'altro, di fronte al Teatro Astra, al polo B55, ci sarà l'inaugurazione della mostra dedicata alla visibilità delle persone trans, che richiamerà probabilmente una platea molto diversa da quella che si rivolge a Vannacci. Insomma, sarà una giornata particolarmente complicata per le forze dell'ordine, chiamate anche a garantire l'ordine pubblico nella zona dello Stadio Menti, dove, mentre al Teatro Astra verrà presentato il libro, mentre nella vicina Piazza Matteotti si protesterà, si giocherà la partita Vicenza-Legnago Virtus, con circa 8.000 persone che si muoveranno vicino al centro storico. Insomma, si preannuncia un sabato ad alta tensione in una Vicenza blindatissima. Intanto il centro sociale Bocciodromo attacca anche il comune, accusandolo di aver concesso gli spazi del Teatro Astra proprio al generale Vannacci. Fuori Vannacci da Vicenza, lo urlano gli attivisti del centro sociale Bocciodromo, gli stessi che a gennaio urlavano che la presenza di Israele alla Fiera dell'Oro è inaccettabile e va attaccata con decisione e radicalità. Pensieri e parole degli antagonisti che per il centrodestra non dovrebbero stare negli spazi comunali del Bocciodromo. Insomma, è uno scambio di accuse che fa parte della dialettica politica, ma che chiaramente non deve mai sfociare in violenze come quelle accadute nel corteo di protesta del 20 gennaio. Chiaramente l'auspicio, come sempre, è che tutte le manifestazioni si svolgano in maniera pacifica, con il diritto sacrosanto costituzionale di manifestare, ma nella massima attenzione ai diritti di tutti. Oggi gli attivisti che stanno nello spazio comunale del Bocciodromo accusano il comune di aver concesso a Vannacci lo spazio comunale del Teatro Astra e scrivono: alcuni membri dell'amministrazione continuano a nascondersi dietro a un dito, usando la libertà di parola come scusa per non prendere una chiara e netta posizione. Se c'è una richiesta da parte di chiunque che rispetti i regolamenti, le leggi dello Stato, la Costituzione, non può essere il sindaco, l'amministrazione comunale, ma nessuno a livello politico, vale lo stesso per un presidente di regione o per un presidente del Consiglio, a dover decidere, a poter decidere chi parla e chi non parla. E lo ripeto, questo anche rispetto alle parole del generale Vannacci, che per me sono state gravissime in tantissime circostanze, ma
vanno battute, sconfitte dal punto di vista elettorale se il generale Vannacci si candiderà, con la capacità di proporre un'idea alternativa che è quella che dobbiamo mettere in campo. Allora, siamo in grado di collegarci intanto via Skype con il nostro Christian Arboit che si trova a Trevignano. L'abbiamo raccontato fin dall'inizio, quell'incidente che c'è stato, gravissimo, l'ultraleggero caduto sul giardino di un'abitazione a Trevignano. Christian, ecco, intanto vediamo l'immagine che ci hai girato. Christian, com'è la situazione? Sì, buongiorno Nicola. Allora, mi trovo in Vicolo Alpini, Trevignano. Siamo a ridosso della strada principale che collega Trevignano a Montebelluna. Questa l'immagine che vedete e vi mostro quello che sta accadendo anche alle mie spalle, dove sono state appena prelevate, ecco vedete la coda dell'ultraleggero, sono state appena prelevate le salme, le due salme delle vittime. Ecco, ho rigirato l'immagine, eccoci qua. Allora, sono appena state prelevate le due salme, le due vittime che sono precipitate alle 11:15, nel giardino privato di questa abitazione, un'abitazione ovviamente abitata, un giardino privato recintato, molto curato. A un certo punto appunto questo ultra leggero è precipitato. L'abitacolo lo vedete praticamente schiacciato al suolo, la coda dell'ultraleggero sul posto, i vigili del fuoco, gli operatori del SUEM 118, ci sono diverse pattuglie dei carabinieri per tutti i rilievi del caso, i primi rilievi. Chiaramente formulare qualsiasi tipo di ipotesi in questo frangente è assolutamente, non avrebbe alcun senso, perché tutto questo è avvenuto poco meno di un'ora fa all'interno del giardino di un'abitazione privata. Fra poco tenterò anche di andare a parlare ovviamente con i proprietari di casa, con i residenti della zona, un manipolo di case in aperta campagna. Siamo all'esterno dell'abitato di Trevignano, nella zona nord, sostanzialmente quella che poi porta a Montebelluna. Vedete gli operatori dell'emergenza della polizia mortuaria di Treviso Emergenza hanno caricato da poco le salme all'interno di questo veicolo, e appunto sono due. Le generalità al momento non si conoscono, perlomeno non sono state rese note. È immaginabile appunto che siano in corso anche le varie informative ai familiari. Ecco, mi avvicino ancora un po' di più, vediamo se le salme sono state prelevate, quindi per questo che mi avvicino chiaramente. Vedi la distruzione, vedi i sedili, lì c'era il pilota, il passeggero, è un ultra leggero ma di discrete dimensioni, che a un certo punto è precipitato, lo ripeto, alle 11:15 in questa abitazione di Vicolo Alpini di Trevignano. C'è uno straniamento generale. Ti dico che in molti si stanno fermando, perché vedi che la strada è a ridosso, la strada principale che collega Trevignano a Montebelluna è a ridosso di questo giardino, di questa abitazione, quindi molte auto stanno rallentando, anche diversi gruppi di ciclisti, insomma non va bene da un punto di vista della sicurezza, perché si possono venire a creare delle situazioni di potenziale pericolo. Resta per l'appunto questa scena, questa fotografia dell'ennesima tragedia, ma stavolta appunto una tragedia che a memoria d'uomo non si ricorda nel passato recente. 2 le vittime, 2 le persone che si sono schiantate a terra, che con ogni probabilità sono decedute nello schianto, perché potete immaginare chiaramente la potenza, lo vedete, insomma l'impatto è stato assolutamente micidiale. Peraltro Christian, tu mi dici, insomma, ci hai fatto vedere che è proprio vicino alla strada, quindi il bilancio è questo, ma avrebbe potuto essere ancora più devastante se invece di finire
in quel giardino fosse finito sulla strada, visto che a poca distanza c'è una strada che passa e quindi poteva essere addirittura un bilancio peggiore e staremo parlando di qualcosa di ancora più devastante. Assolutamente, guarda, ti mostro, questa è la strada, adesso sono proprio in campo aperto, un campo non coltivato, quella è la strada principale, ti dicevo che collega Trevignano a Montebelluna. Questo è Vicolo Alpini, un manipolo di case, quindi saranno 5 case distanziate tra di loro da alcuni giardinetti. Poi per l'appunto vedi tante camionette dei vigili del fuoco, tanti mezzi, i carabinieri continuano ad arrivare nuove pattuglie. Ti lascio lavorare tranquillo, grazie per questo, intanto per questo flash, ti sta per raggiungere anche il collega Lucio Zanato a supporto, grazie mille, ci hai mostrato insomma in tempo reale la fotografia di questa tragedia. Grazie a Christian Arboitu. Noi andiamo velocemente in pubblicità. Il nuovo Focus TG in diretta, abbiamo appena raccontato la tragedia di Trevignano, l'ultraleggero caduto, vi stiamo raccontando anche questa operazione in corso a Mestre della polizia che ha cinto praticamente con le sue auto, con le sue squadre un condominio perché a quanto pare qualcuno ha sentito degli spari. Ci aggiorneremo anche su questi due fatti. Christian Arboit ci ha appena raccontato e ci ha fatto vedere proprio il relitto dell'ultraleggero caduto a Trevignano. Continuiamo con la cronaca, siamo di nuovo a Padova, la movita al portello dopo le proteste dei residenti, la polizia ha ordinato una operazione di controllo. Si sono presentati insieme polizia con carabinieri, guardie di finanza e agenti della locale nella prima notte del fine settimana al portello. Un'operazione che ha portato all'identificazione di 77 persone e al controllo di 22 veicoli. In particolare gli agenti della squadra amministrativa della divisione PAS hanno proceduto a verificare le licenze di bar e locali, accertando che quelli controllati erano provvisti di regolare certificazione anche per la diffusione della musica. Durante il blitz, gli agenti della squadra mobile in Borghese hanno notato un 21enne tunisino richiedente asilo. Il giovane è stato visto fare la spola in bici tra il portello e via Santa Maria in Conio. Bloccato mentre tentava di fuggire confondendosi tra i giovani che affollavano la piazza, il tunisino è stato arrestato. Sotto la sella della bici sono stati sequestrati 8 grammi di hashish, altri 20 grammi erano stati nascosti, pronti a essere recuperati in caso di necessità. I dati della CGA su un settore molto particolare, quello dell'abbandono scolastico. Ebbene, nel 2022 giovani che in Veneto hanno lasciato la scuola sono, pensate, 32.000. Pari al 9% della popolazione presente nella fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni. 5.000 invece gli studenti che si sono trasferiti all'estero, i cosiddetti cervelli in fuga. Lo denuncia la CGA di Mestre, sottolineando che sono due problematiche estremamente delicate che tuttavia continuano ad avere livelli di attenzione molto diversi da parte della opinione pubblica. Se la dispersione scolastica non è ancora avvertita come una piaga educativa, e invece lo è, pensate, 32.000 ragazzi che hanno lasciato la scuola in Veneto, la fuga all'estero di tanti giovani invece lo è, sebbene il numero della prima criticità sia molto superiore a quello della seconda. Sentiamo le parole del capo dell'ufficio studi della CGA di Mestre, Paolo Zabeo. I giovani sono in calo e resta alto il numero degli abbandoni scolastici e dei cervelli in fuga all'estero. Per questo gli imprenditori faticano sempre di più a trovare personale. È un quadro desolante che rischiamo di pagare caro se, come sistema paese, non torneremo a investire maggiormente nella scuola, nelle università e soprattutto nella formazione professionale. Altrimenti nemmeno gli immigrati, ovviamente regolari e adeguatamente formati, potranno aiutarci a risolvere questo problema. Adesso la politica, andiamo a Bassano, fra poco facciamo qualche aggiornamento anche della cronaca con i due casi che dicevamo, cioè Trevignano e Mestre. La politica è importante a Bassano e Bassano è un caso politico a queste elezioni comunali. Ieri c'è stata l'ufficializzazione di questo
centrodestra spaccato, diciamo, che candida Nicola Finco, e quindi Lega, Forza Italia, Democrazia Cristiana e Italia Viva. Ovviamente una rottura definitiva con Fratelli d'Italia. Come dicevamo, la nave è salpata e al timone c'è Nicola Finco. Batte una grande bandiera con i simboli della Lega, di Forza Italia, della rinata Democrazia Cristiana e di Italia Viva, confluita nella coalizione di centro nei giorni scorsi. La candidatura è ora ufficiale e si può partire con la campagna elettorale, anche perché le sfide sono tante e insidiose per tutti i protagonisti di questa regata bassanese che ci porterà il voto dell'8 e del 9 giugno. E forse, chissà, anche al ballottaggio. È una sfida importante che nasce soprattutto attraverso una condivisione di idee e di progettualità. Noi prima di mettere le persone abbiamo messo i progetti e le proposte per la città di Bassano del Grappa, abbiamo trovato un'affinità tra di noi e abbiamo deciso di partire con questo progetto, che è un progetto innovativo. La Lega è da sempre un partito che guarda il territorio e dialoga con il territorio. Con queste forze politiche abbiamo trovato una sinergia e abbiamo deciso di partire. Tante sono le proposte per far ritornare Bassano, città capofila di un intero territorio, e nelle prossime settimane, nei prossimi mesi avremo modo di parlarne direttamente con i bassanesi. Al primo posto per Finco e la sua coalizione viene la situazione in cui versa l'ospedale di Bassano e la qualità dell'offerta sanitaria per i cittadini del territorio, in linea con una riproposizione del ruolo di capoluogo che la città dovrà ricucirsi addosso nei prossimi anni. Ma c'è spazio nel programma per le grandi incompiute bassanesi, dal Tribunale a Santa Chiara, passando per il teatro e per i tanti temi caldi di questo ultimo periodo. Un programma da scrivere e costruire con la coalizione e con l'appoggio politico garantito dalla presenza in conferenza stampa del segretario regionale della Lega, Alberto Stefani. Ci siamo, abbiamo presentato una candidatura forte, quella di Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale. L'ho ringraziato in questa conferenza stampa perché Nicola fa una scelta di coraggio, sceglie di candidarsi sindaco della sua città da vicepresidente del Consiglio regionale, quindi rinunciando, possiamo dire, anche a un po' di prestigio e un po' di trattamento, ma sceglie di candidarsi e assumersi dei rischi, delle responsabilità penali, civili e contabili. E quindi quando uno fa una scelta di questo tipo va ringraziato e credo rappresenti anche un esempio di buona politica. Sul molo, a osservare con il binocolo la nave che veleggia verso giugno, rimane qualcuno, anche se è plausibile che ci sia ancora qualche altra cabina libera, e a far salire a bordo nuovi compagni di avventura si fa sempre tempo. Ma forse qualcuno preferirà munirsi di mezzi propri. E allora un centrodestra davvero spaccato non solo a Bassano del Grappa, è una rottura almeno molto forte con i meloniani da Bassano che si riverbera un po' in tutto il Veneto. La candidatura di Nicola Finco per la coalizione di centro ha accentuato, forse in modo definitivo, lo sbrego con Fratelli d'Italia e ora si crea una situazione molto delicata. Lega, Forza Italia e il partito di Giorgia Meloni sono al governo assieme a Bassano, in Regione e ovviamente a Roma. Ma dopo mesi di veti e baruffe, tavoli convocati e naufragati, accordi quasi raggiunti e cestinati, alla fine a rimanere con il cerino in mano sono proprio i Fratelli d'Italia. I rapporti con le altre forze politiche di centrodestra per quanto mi riguarda sono assolutamente buoni, ma noi ritenevamo giusto presentarci ai cittadini, dimostrare chi siamo e cosa vogliamo fare, perché in politica nei comuni funziona così, suonando i campanelli, andando casa per casa, quartiere per quartiere, spiegare e capire quali sono i problemi, ascoltare i cittadini. La polemica si fa di fuoco e gli attacchi per Finco sono immediati, come quello dell'assessore regionale Elena Donazzan, ospite a Focus del direttore Luigi Baccialli. Donazzan ha suggerito che la scelta del vicepresidente possa essere dovuta a scelte politiche personali e lo ha accusato di scorrettezza nella gestione delle trattative che hanno portato alla rottura fra le due parti del centrodestra. Il problema è che loro ad oggi, cioè negli ultimi 3 mesi, hanno detto tutto al contrario di tutto. Mi dispiace che poi la collega Donazzan l'abbia presa sul personale, attaccandomi anche direttamente. Io ad Elena Donazzan rispondo con un sorriso, insomma, con la cattiveria a Livorno non si va da nessuna parte. Con il sorriso, le proposte e la concretezza magari si guadagna la fiducia degli elettori. Allora è un centrodestra, diciamo, molto particolare quello che si presenta alle elezioni, molto frammentato, con scenari completamente diversi. Abbiamo Lega e Forza Italia insieme contro Fratelli d'Italia a Bassano. A Monselice invece lo scenario cambia completamente. Abbiamo Fratelli d'Italia e Forza Italia contro la Lega.
Abbiamo condiviso questo percorso con Fratelli d'Italia, sapendo che Luca, che lo è il più forte candidato del centrodestra. A Monselice si possono considerare le elezioni, il primo turno come le primarie, dove chi va al ballottaggio, cioè Luca, cercherà poi l'appoggio degli altri del centrodestra per vincere al secondo turno. Ascolto dei territori, nessuna scelta calata dall'alto e un progetto che vede il centrodestra unito sì, ma dopo il primo turno, quando le prime somme ogni partito le avrà già fatte. A Monselice, dopo l'indiscrezione dei giorni scorsi e la discesa in campo ufficiale un mese fa della sindaca in carica Giorgia Bedin, Lega, il centrodestra si presenterà diviso, con Forza Italia che candida il suo segretario provinciale, attuale sindaco di Arquà Petrarca, Luca Callegaro, incassando il sostegno di Fratelli d'Italia, così Flavio Tosi. Non è che si va solo con la Lega, solo con Fratelli d'Italia, tutti assieme necessariamente. Comune per comune, città per città si decide in base appunto a quelle che sono i nomi, le persone, perché a livello locale vale quello. Un appoggio convinto, quello di Fratelli d'Italia, spiega il coordinatore provinciale Enoch Soranzo. Ci siamo ritrovati molto sulle idee e la visione di Luca Callegaro, un uomo esperto, un sindaco, un amministratore esperto competente. Stiamo cercando di tenere sicuramente il centrodestra unito, lo faremo fino in fondo e ovunque, chiaramente rispettando anche le idee dei colleghi, degli alleati, e però tenendo sempre in primo piano l'interesse della comunità, della cittadinanza. Da 20 anni vive a Monselice, aggiunge Luca Callegaro, che lancia un appello alle forze civiche di centrodestra ancora indecise. Con Fratelli d'Italia la quadra c'è stata, con la Lega non era possibile. Con la Lega abbiamo tentato, ma non si è riusciti a trovare una visione d'insieme, soprattutto su quelli che erano gli obiettivi da perseguire. Ci sarà modo comunque di ragionare ancora in futuro. Rivitalizzazione del centro storico, sanità e rilancio dell'ospedale di Schiavonia nel programma di Callegaro, che punta sull'ascolto della città con gli stati generali nei primi 6 mesi di mandato. Allora, così un centrodestra frammentato, sembra quasi le tessere di un puzzle che si smonta da una parte e si smonta dall'altra. Intanto il centrosinistra, e torniamo a Bassano, invece si allarga, entra in coalizione il Movimento 5 Stelle. Ci racconta tutto Alex Giuliano. Buongiorno Alex. Buongiorno Nicola, dici benissimo, un centrodestra frammentato, anzi diamo un piccolo aggiornamento perché oggi ci sarà un incontro probabilmente risolutivo per quello che riguarda Fratelli d'Italia che è escluso da questa grande coalizione di centro. Ebbene, noi abbiamo raccolto proprio delle dichiarazioni degli esponenti del circolo cittadino di Fratelli d'Italia che sono state molto critiche, hanno definito un misto bosco quello che sta nascendo a Bassano, nell'area di centro. Fratelli d'Italia sempre più orientata a correre da sola o in appoggio a una lista civica, quella molto probabilmente della sindaca uscente Elena Pavan. Ma adesso, come giustamente dicevi, parliamo del centrosinistra, un centrosinistra che si allarga. Qui con noi c'è Riccardo Poletto, già sindaco di Bassano e candidato consigliere per Bassano Passione Comune, in sostegno di Roberto Campagnolo sindaco. Roberto Campagnolo sindaco che oggi ha presentato l'ingresso in coalizione del Movimento 5 Stelle. Sì, oggi annunciamo un nuovo allargamento della nostra alleanza con l'ingresso del Movimento 5 Stelle, che avrà una sua lista, quindi ci sarà una lista con candidati consiglieri in appoggio a Roberto Campagnolo, quindi in alleanza col PD, con noi e con Più Europa. Ci fa molto piacere questo ingresso perché nasce dalla storia fondamentalmente di questi 5 anni. Il Movimento 5 Stelle era in Consiglio Comunale, è in Consiglio Comunale insieme con noi, e nel corso degli anni, sia sui temi, sia sulle interpellanze, le mozioni, ma anche in termini di voto consigliare, siamo andati verso una progressiva convergenza. Di fatto, insomma, oggi siamo fianco a fianco e d'accordo praticamente su tutti i temi. Quindi non è qualcosa che è nata nelle ultime settimane, è nato grazie a un lavoro di anni, e la scelta dei 5 Stelle di non voler un loro candidato sindaco, ma di venire in appoggio, tra virgolette, al nostro, a quella che è stata la nostra proposta, ci dice due cose. Da prima che l'alleanza si sta allargando e quindi comincia a far entrare anche nuove forze rispetto a quelle iniziali, e questo insomma è un buon viatico per poter vincere e amministrare la città. La seconda è che il candidato sindaco che abbiamo scelto evidentemente ha questa capacità
capacità di attrarre ulteriori appoggi, ulteriori sostegni e di essere forza unificante. Ecco, non voglio criticare quello che accade nell'altro schieramento perché non spetta a me, però non posso non notare che questa capacità unificante Roberto Campagnolo la sta avendo e la sta avendo sempre di più, altri sindaci faticano ad averla. Ecco, lei ha detto non voglio criticare quello che sta succedendo dall'altra parte del Brenta, diciamo così, quindi sponda centro-destra, però chiudiamo inevitabilmente con una domanda. Si aspettava un panorama così frammentato in vista delle prossime amministrative? Insomma, quello che è nato al centro con, lo ricordiamo, Lega, Forza Italia, Democrazia Cristiana e Italia Viva è un polo sicuramente che catalizzerà l'attenzione, ma si aspettava una soluzione del genere? Guardi, sì e no. Sì, nel senso che questa amministrazione in 5 anni ha perso molti pezzi e è stata molto frammentata, quindi ci sono state spaccature successive, vice sindaco, presidente del Consiglio, insomma è una giunta che ha lavorato in maniera sempre più divisa. No, nel senso che non mi aspettavo con elementi, diciamo, anche di emozioni così forti, non dico di rancore, ma insomma ecco, me l'aspettavo, ma non con fossati così larghi, mi sarei aspettato magari che poi alla fine, anche per magari ordini che arrivano dall'alto, poi ci fosse un qualcuno che mettesse in riga tutti quanti. Questo non è avvenuto. A me interessa la città, ecco, è importante che chi si candidi a governare la città non si metta insieme soltanto sotto le elezioni, ma abbia un progetto molto condiviso, che poi i problemi arrivano e i problemi mettono a dura prova la tenuta di una compagine politica. Grazie Alex. Lunedì o martedì arriverà il candidato anche di Fratelli d'Italia. È tutto. Perfetto, grazie Alex Giuliano. Andiamo subito a Mestre. Vedo che il nostro Filippo Fois sta intervistando, penso, uno degli inquilini del condominio. Sentiamo cosa sta dicendo. Altro non posso dirvi. Io abito qua di fronte. Quindi diciamo 3 colpi attorno alle 9:15, senza nessun urlo, nessuna grida? Senza nessuno che gridava, senza gente che scappava, perché io ho guardato giù. No, non ho visto niente, infatti ho detto sarà... Vuole che è un arrivo in forze della polizia? No, questo non l'ho visto perché poi io appena ho sentito sono sceso, ho guardato un attimo e dopo io sono andato via, quindi dopo io sono arrivato qua, saranno 10 minuti che sono tornato indietro, era già successo tutto insomma qua. Qui con il condominio ho capito che lei abita davanti, ma è abituato a vedere situazioni un po' di confusione o è la prima volta che succede? No, prima volta che succede. Ovviamente diciamo che così in forza, diciamo che sì, il condominio un po', cioè, gente, condominio popolare, quindi c'è un po' di tutto, insomma, magari ogni tanto si sente qualche lite, si sente qualche... ma non c'è mai, no, non è mai successo, non è mai, infatti sono rimasto anche sorpreso nel sentire adesso qua che è successo, perché lei comunque non ha chiamato il 113 lei? No, perché cioè, cosa dico al 113? Ho sentito 3 colpi cioè, non ho visto nessuno scappare, non ho sentito nessuno gridare. Ho pensato, non so, sarà qualche tipo di petardo nuovo, che ne so, non mi sono... Diverso sarebbe stato se avessi visto gente scappare, allora esatto, una situazione di panico, allora ti avrebbe portato ad agire in un'altra maniera, insomma, ecco, questo... Io sì, sono Fusati Andrea, sono consigliere municipalità di Chirignano Zellarino. Grazie. Non so se siamo ancora in linea, Nicola. Sì, siamo in linea. Siamo ancora in diretta. Abbiamo sentito mentre parlava allora, guarda, signore. io qua... sì. Cosa racconta? Esatto, è un consigliere di... Ok. Sì, è un consigliere della municipalità di Chirignano e Zellarino, abita proprio qui di fronte, ha sentito 3 colpi che non sembravano petardi, sembravano 3 colpi di pistola attorno alle 9:15, dopodiché si è allontanato, qualche tempo dopo c'è stato questo arrivo in forze da parte della polizia. Noi possiamo aggiungere, allora, qui è pieno di colleghi ma ancora non c'è nessuna informazione riguardo a quello che sia successo, noi però abbiamo avuto modo
di parlare con altri condomini che stanno qui alle mie spalle, i quali ci hanno raccontato effettivamente di aver ricevuto una visita delle forze dell'ordine che pare, ma il condizionale d'obbligo, abbiano perquisito tutti gli appartamenti che si trovano su questa palazzina, ma di più non c'è dato sapere, perché qui è arrivato anche l'assessore alla sicurezza del Comune di Venezia, ma ancora non ci sono certezze. Va bene Filippo, va bene. Allora grazie a te, grazie a te e a Simone Mello. Andiamo subito a Trevignano, vedo che c'è Christian Arboit che stava intervistando qualcuno dei testimoni dei presenti. Passiamo dalla sparatoria con giallo di Mestre alla tragedia dell'ultraleggero, morti marito e moglie, così ci confermi Christian? Sì Nicola, buongiorno. Io in questo momento non ti sento, ma Lucio Zanato mi fa sì con la testa. Siamo in diretta nuovamente da Vicolo Alpini, qui a Trevignano, dove si è consumata la tragedia alle 11:15, questo ultraleggero che si è schiantato all'interno di questo giardino privato, di questa abitazione. Qui con me c'è un residente qui della zona. Mi dicevi che tuo papà è stato tra i primi a soccorrerli. Sì, è stato tra i primi ad arrivare sul luogo dell'incidente, da quello che ho capito, sì. Una scena surreale. Una scena surreale, sì. Ecco perché ti posso confermare, Nicola, cosa è successo? L'ultraleggero è partito con ogni probabilità, anzi è partito da quella aviosuperficie che si trova a poche centinaia di metri in linea d'aria. Poco fa, tra l'altro, all'interno dell'abitazione di questo giardino privato è arrivato anche il presidente dell'aviosuperficie, che ci ha confermato che le due vittime sono marito e moglie, uomo e donna. Non ha voluto aggiungere altro perché chiaramente devono essere avvisati i familiari. Ti chiedo, ci sono stati incidenti di questo tipo nel recente passato? Immagino di no. No, nessun incidente di questo tipo, no. Non si sono mai verificati problemi con gli aerei qui vicino. È veramente la prima volta che succede una cosa di questa gravità. Ecco, tra l'altro Nicola, ti posso dire che il signor Pellizzari, che abita in questa casa, adesso puoi immaginare, sono momenti concitati per tutti, poco fa ci ha confermato a microfono che alle 11:15 lui stava tagliando l'erba di questo giardino. A un certo punto ha sentito un rumore, o perlomeno ha sentito l'assenza di un rumore, come se l'elica dell'ultraleggero a un certo punto si fosse fermata e girasse a vuoto. Da lì lo schianto praticamente in verticale del mezzo di questo ultraleggero. Questa quindi sarebbe la dinamica tutta da indagare all'interno dell'abitazione. Appunto, ti ripeto, è entrato anche il presidente dell'aviosuperficie che appunto ci relazionerà alla sua uscita. È stato molto disponibile. Fra pochissimi minuti dovrebbe arrivare anche il sindaco di Trevignano, Franco Bonesso, per chiaramente fare anche lui una fotografia della situazione. Allora adesso stanno uscendo anche i vigili del fuoco, vedo il mezzo in movimento. Tra l'altro le due salme sono state caricate e portate via circa 10 minuti fa. Non si conoscono ancora le generalità di questa coppia, di uomo e donna. Chiaramente, anche se si conoscessero, probabilmente in questa fase non le daremo, perché chiaramente ci sono i familiari da avvisare. Erano appunto un uomo e una donna, marito e moglie. Tra l'altro, ecco, continua anche il via vai di curiosi a ridosso della strada principale dove le auto continuano a fermarsi, perché per l'appunto la scena è inedita, è assolutamente surreale. Signora, buongiorno, possiamo disturbarla? No, non possiamo disturbarla, non è autorizzata. Ecco, quindi quella è la strada principale, questa è la campagna, però chiaramente poteva andare molto peggio. Certo. Immagina se la traiettoria fosse finita praticamente sulla strada, non osiamo immaginare cosa sarebbe potuto Grazie mille. accadere. Grazie Christian. Grazie, ti lascio lavorare insieme a Lucio Zanato, grazie davvero, preziosissimi, perché ci avete dato in tempo reale tutta la situazione. Sta ancora parlando? Perfetto. Grazie a Christian Arboit e a Lucio Zanato. Pubblicità.
nuovo in diretta solo per tirare le file di questa mattinata intensa a livello di cronache. Allora vi ricordo, ultraleggero caduto poco dopo le 11:15 nel giardino di un'abitazione a Trevignano. Sono morti marito e moglie che si trovavano a bordo dell'ultraleggero. Le cause ancora in corso di definizione. Poteva andare addirittura molto peggio se l'ultraleggero fosse caduto o sull'abitazione oppure sulla strada vicina. E poi a Mestre c'è questo giallo di persone che hanno sentito degli spari, hanno chiamato la polizia e c'è stata un'operazione abbastanza massiccia di forze dell'ordine in un condominio, ma ancora non è chiaro cosa sia accaduto. Vedremo tutti gli aggiornamenti nei prossimi telegiornali. Grazie per averci seguito. Arrivederci.